Io ritengo che questa scelta di Renzi e del suo partito sia una scelta grave, irresponsabile, che non è tanto contro il governo, ma è contro l'Italia. All'indomani dello strappo di Renzi, vertice del PD al Nazareno per decidere le prossime mosse, il sottosegretario agli interni Andrea Martella guarda al colle alla possibilità di cercare un'alternativa alle urne. Lavoreremo per fare in modo che si vada avanti con serietà e con responsabilità, verificando se ci sono le possibilità in questa maggioranza e magari con il sostegno di altre forze politiche o personalità di ritrovare lo spirito giusto e la coesione. Se non sarà così, credo che lo scenario porterà al fatto che quando lo valuterà il Presidente della Repubblica ci saranno elezioni politiche. Quel che è certo è che la crisi di governo rischia di rallentare se non bloccare misure urgenti attese dal Paese, a partire dal quinto decreto ristori che dovrebbe portare ossigeno alle attività economiche costrette alla chiusura. Noi approveremo questa sera in Consiglio dei Ministri un decreto per favorire lo scostamento di bilancio, e cioè per avere le risorse per approvare un nuovo decreto ristori a sostegno di imprese, di lavoratori. Faremo di tutto perché però si possano approvare velocemente già la prossima settimana in una seduta del Parlamento, affinché poi si possa fare questo decreto che sarebbe il quinto decreto ristori, che metterà a disposizione, secondo quanto ha detto già ufficialmente il ministro Gualtieri, circa 25 miliardi. Intanto le ipotesi di una nuova maggioranza o di ritorno alle urne dividono i cittadini. Io spero che ci sia un rimpasto. Non è il momento per fare votazioni in questo momento critico. Ma no, votare, ma scherza? Trovare un accordo? Andare subito a votare, al più presto. Così non si può andare avanti. Comunque, in ogni modo, sarebbe meglio votare. È meglio che cambino però il Conte. Dovevamo votare ancora 10 mesi fa.